Pronto? Pronto, parlo col signor Droca? Sì, io sono il sensitivo Droca Folku. Piacere di conoscerla, Folku Droca. Io la contattavo per avere un parere su delle cose strane che stanno capitando all'interno di casa mia. Molto bene, e di che cosa si tratta? Se lo sapesse, chiamava ne. No, ma intendevo quali sono queste cose che capitano all'interno di casa sua. Ah, ok, no, vabbè, io credo sia una presenza. Il problema è che è molto aggressiva, per cui sono un po' spaventato, ecco. Ma vive da solo o con qualcuno? Da solo. Una volta io avevo un portapay, ma adesso ripeto. Come scusi? Un portapay. Cioè? Un gatto. Ah, capisco, va bene, va bene. Allora, nei prossimi giorni farò un salto da lei, però le dico subito che nel luogo in cui ci sono queste manifestazioni dovrò rimanere da solo. Ma neanche tu stai da sul per un minuto per riciuleme la roba. No, stia tranquillo, io sono molto onesto. Sì. E quanto eri per Samaracunada? Non ho capito. Quanti soldi vuoi? 50 euro vanno benissimo. Boh, insomma, d'accordi. Perfetto, allora la ricontatterò per darle la mia disponibilità e ora la lascio perché devo andare a cena. Cutugni attraverso. Come? Buon appetito, arrivederci, buonasera. Arrivederci, buonasera. Buonasera a tutti, io sono il sensitivo Droca Folku e sono qui questa sera per indagare nell'abitazione del signor Christian, che ci ha convocato perché sostiene di essere tormentato, perseguitato da una presenza. Per poterlo fare utilizzeremo questo strumento molto evoluto che è in grado di captare eventuali suoni udibili e non udibili dall'orecchio umano. In più, incorporato, c'è anche un monitor e su questo monitor potremo addirittura vedere le eventuali parole che vengono dette da questa eventuale presenza. Quindi io, senza ulteriore indugi, procederei con l'indagine e vediamo cosa riusciamo a scoprire. Ecco, a questo punto procederei col fare una domanda e vediamo se otterremo qualche risposta. C'è qualcuno all'interno di questa stanza? Attualmente lo strumento non dice niente, proviamo a richiedere. C'è qualcuno all'interno di questa stanza? Come? Sentite, questa sembra essere un'antica lingua di qualche popolazione vissuta anni fa. Chi sei? Vediamo anche il nostro monitor cosa dice. Dimmi il tuo nome! Ecco, stanno apparendo le parole, attenzione! Dice fa. Te, Ica, zitto, ti chiami Fate Icazzitto. Fate Icazzitto? Fate cazzito. Oddio! Si è anche spostato il tavolo. Ecco, io credo ci sia qualche difetto alla strumentazione.
come vi stavo dicendo, c'è qualche difetto alla strumentazione, quindi io prenderei il mio captatore di suono e me ne andrei. Aia! Vabbè, attenti, no. Me ne vado da qua dentro, non si può stare lì. Ma cosa vorrei tutti questi casini, sì? Non è da quel fase, se poi dove sia finito. Ce n'è, un da sul. Mi spero la telefonia, mi sa pas, che mi danno in parte, si viene, poi la telefonia, va. Allora, sì, devi già marcare, già abitavo sotto a Badagu, sì. Vai che su risponda. Vola tu. Niente, fino a segreteria, dove sta messi anche ornamentali, sì, che c'è particologia. Niente, risponda qui. Vabbè, spero che sia tutto a posto.